Buon pomeriggio a tutti, 15:33 minuti puntualissime. Finalmente è arrivata la mia ospite, ovvero Francesca Michelin. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie. Era lontano questo successone, come del resto lei sforna singoli ultimamente. Ogni singolo sfornato da Francesca Michelin è un successo. Figuriamoci di 20. Sì, dai, infatti sta andando bene, sono molto contenta di questo progetto nuovo. Sei appena arrivata in Sicilia da qualche ora. Esatto. Ha pranzato Francesca, adesso è qui, siamo qui, prima radio in Sicilia oggi. Francesca Michelin, perché poi alle 18, cari amici, lei sarà alla Feltrinelli, perché ci sarà in via Etnea a Catania un mini live acustico, insomma delle belle sorprese. Mini store, esatto, il Diventi Store. Infatti sono super felice di essere qua in Sicilia, che è la primissima volta che ci vengo e mi piace proprio tanto. Per adesso veramente sono super serena, tranquilla, contenta, mi sento un po' in vacanza. Fans di Francesca Michelin che andrete alla Feltrinelli questo pomeriggio, portatele un arancino, oltre che il CD da autografare, esatto, chiaramente. che devo ancora assaggiarne uno volentieri. Allora Francesca, parliamo di questo Diventi, i tuoi 20 anni rappresentati in questo album, abbiamo detto di grande successo, che contiene tanto di te. Infatti la maggior parte dei brani sono scritti da te. Esatto, sì, questo è un lavoro molto autobiografico che ho fatto, perché credo sia a parte che appunto mi sono messa molto in gioco come cantautrice, compositrice, ma proprio credo che sia qualcosa di molto sincero. Ho scritto quello che veramente sento e che voglio dire e che ho raccolto in questi 20 anni di me, perché ci sono proprio tanti lati di me in questo disco, proprio dall'anno 0 ai 20 anni. Tu sei molto dark, ricordiamo la tua esperienza X Factor, ricordiamo i Led Zeppelin, sì. So che ti piacciono anche molto i Beatles, insomma esatto, un viaggio attraverso la musica che non proprio ti appartiene, cioè non è proprio del tuo periodo. Chi ti ha trasmesso questa passione? Beh, io ho avuto la fortuna di avere ho tuttora un papà che ha molto appassionato di musica anni 70, rock e prog, perché chiaramente lui, essendo nato negli anni 60, ha vissuto proprio nella sua adolescenza tutto quel periodo lì, e poi avendo anche un fratello di 10 anni più grande mi ha trasmesso appunto la passione ad esempio per i Red Hot Chili Peppers, per i Nirvana, quindi sì, amo molto il rock, e anche se queste canzoni magari non possono essere considerate rock come in quel senso, credo di avere dentro di me proprio, non lo so, io sento proprio di vivere la mia vita un po' in maniera rock, in maniera un po' uno stile di vita, il rock esatto. Proprio uno stile di vita. Esatto, quindi o ci sei o non ci sei, esatto. non c'è la altro. vedo un po' così, sì, esatto. Senti, torniamo a parlare di quest'album. Abbiamo ascoltato Lontano, però ci sono tanti altri brani che hanno avuto successo e continuano ad averle, come per esempio L'amore esiste. L'amore esiste. Esatto, sì. Certo, è una bella dichiarazione, perché ho voluto raccontare, grazie a Fortunato Zampaglione che ha scritto questo testo e questa canzone, il messaggio dell'amore non come un amore unicamente di coppia, ma come un amore trasversale, universale, che appunto c'è nell'universo intero, ma anche nelle piccole cose, nella quotidianità, che sono anche appunto nelle cose quotidiane che si può anche rivelare un amore straordinario e bello, sincero. Quindi è un amore un po' in toto e l'abbiamo raccontato così. L'abbiamo raccontato così, come dice Francesca, e noi l'ascoltiamo su Studio 90 Italia, solo musica italiana, tra poco. E questo amore universale, che bella questa canzone, Francesca, è stata un po' l'apripista del sì, tuo album, esatto, Diventi. Vi ricordo, Francesca, alle 18 andatela a trovare alla Feltrinelli di Catania in via Etnea, perché ci sarà questo mini live acustico da non perdere assolutamente. Come non è da perdere ovviamente il suo CD. Stavo guardando all'interno del booklet che ci sono tantissime immagini, eccolo sì. qui, ci sono tantissime immagini, un album, come mi dicevi prima, molto iconografico, sì. E ogni canzone ha un simbolo. Esatto, appunto nell'amore esiste abbiamo utilizzato il prisma perché è già presente comunque nel video e vuole rappresentare una sorta di strumento che dà la capacità di vedere l'amore nelle sue varie sfaccettature, non diciamo con un'unica direzione. E poi insomma ce ne sono varie, ad esempio 25 febbraio ci sono Io che esco da un uovo, perché appunto parla anche della nascita, Battito di ciglia all'occhio, il drago, ci sono varie immagini. A proposito di Battito di ciglia, c'è proprio una favola all'interno di questo video, Esatto, che è un po' ispirata a Alice nel Paese delle Meraviglie. Ti senti un po' Alice nel Paese delle Meraviglie? È un sacco. Alice Dark nel Paese delle Meraviglie. Sì, ma è un po' dark già di suo il romanzo, anche se per bambini comunque ha tanti significati dentro.
a me ha sempre affascinato molto come storia, e quindi diciamo che io in Battito di Ciglia, soprattutto nel video, viene evidenziata una sorta di metafora, che è quella dei mostri, che sono in realtà proprio le varie paure che noi ci creiamo, no? I mostri della mente. Quali sono le tue paure in questo momento? Aiuto, che è una domanda fortissima, perché io chiaramente, io diciamo che spero di continuare a fare questo lavoro perché mi piace proprio tanto, e quindi sì, a volte ho un po' paura magari di non farcela, però mi piace proprio perché ci sto mettendo il cuore, proprio l'anima in quello che faccio, e quindi io proprio spero di continuare per questo, sì. Io vorrei ascoltare adesso, non solo io, ma anche i nostri amici in ascolto. Abbiamo parlato di Battito di Ciglia. Andiamo un po' nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, esatto. Andiamo nel mondo di Francesca Michelin ascoltando Battito di Ciglia. Poi torniamo perché ho ancora qualcosa da chiederti, anche molto interessante per i nostri amici in ascolto. Quindi ascoltiamo insieme Battito di Ciglia e poi torniamo. Certo. Ecco, lasciate un attimo di pausa, un secondo di pausa, perché fa riflettere, fa pensare, fa sognare, fa capire tanto di Francesca Michelin, questo brano 25 febbraio di cui lei parlava prima, perché ci tiene molto questo brano, che io sappia, vero? Sì, tantissimo, perché è proprio una canzone che è alla me stessa bambina, anche e alla me stessa adolescente, alla me stessa neonata, cioè, e a tutti quei momenti dell'essere me stessa che magari non ho accettato, ma che adesso ho deciso di amare. Ho tutto raccolto in questa canzone. Per esempio, cosa hai accettato di te stessa? Mi sento Marzullo un po', Francesca, però non lo sono. Quindi partiamo da questo presupposto che non sono Marzullo. Nel frattempo tu ci pensi. Va bene. E quindi, cosa hai accettato adesso di te stessa che magari prima non accettavi? Sai, io ho sempre questa cosa che quando mi succede qualcosa di bello, io non riesco a dire oddio, è successa una cosa bellissima, festeggiamo. No, io sono la che dico vabbè dai, andiamo avanti. E a volte questa cosa di me la detesto, perché tanti momenti ero talmente tanto spaventata ad essere felice che ho preferito non viverli veramente, e questa cosa mi ha fatto un po' arrabbiare, e che però adesso ho capito, perché avevo tante paure, tante insicurezze. Adesso con maggiore consapevolezza ho accettato quei momenti, e so che vivrò anche diversamente quelli futuri. Ma forse anche perché sei molto precisa. Sì, sono un po' perfezionista. Vivo nella costante inquietudine del fatto che dico, cioè del dirmi sempre no Francesca, no, ma qua però quella cosa si poteva far meglio. Sì, io sono super precisa, e a volte un po' si sta male nella troppa precisione. Diciamo che anche crescendo sto imparando a vivere anche con la giusta leggerezza certi momenti. C'era una cosa che ricordo da X Factor, perché personalmente ti seguivo molto, perché all'epoca già mi piacevi molto, questo graffio che hai anche nella tua voce, che è molto molto bello, e dicevi spesso che sei molto ansiosa. Ecco, ti è passata un po' sta cosa, oppure ancora quest'ansia ti perseguita? Allora, da un lato penso che il fatto di essere un po' agitati quando si sta per cantare, si sta per fare qualcosa, è anche bello, perché vuol dire che ti emozioni ancora, no? Però sì, io in realtà sono ancora molto ansiosa, magari certe cose me le vivo forse meglio anche per esperienza, però penso che sia bello quando quest'ansia, questo questo fervore lo riesci a incanalare bene in energia da usare poi sul palco, su quello che devi fare. Quindi diciamo che sono ansiosa, ma in maniera più positiva. Ecco, questo è importante, anche perché poi l'adrenalina secondo me non deve mai mancare quando ci si esibisce, quello che poi trasmetti agli altri. Ci sarà quindi oggi pomeriggio alle 18 questo mini live acustico alla Feltrinelli di Catania in via Etneco. Ci vuoi dare qualche anticipazione di questo mini live? Cosa ci sarà di simpatico, di carino? A differenza non diciamo troppo, però solo qualcosa. Però diciamo che a differenza di altri in-store noi suoniamo, facciamo qualcosina, e appunto proponiamo i singoli di questo disco, Lontano Battito di Ciglia e L'amore esiste. Li facciamo in una chiave diversa, in una chiave elettroacustica, in cui mi accompagno con una mia fedelissima loop machine harmonizer che
uso spesso già da tempo, ma che adesso ho deciso di condividere un po' anche con chi mi ascolta per fare anche qualcosa di divertente, di diverso. Quindi appuntamento da non perdere. Tra l'altro, altra cosa molto importante di quest'album, di cui ho il piacere di parlare, una soddisfazione per Francesca Michelin, perché uno dei brani, ovvero Amazing, perché all'interno di quest'album ci sono anche dei brani in inglese, fa parte di una colonna sonora importante, di un film importante. Esatto, quest'album è stato scelto per la colonna sonora di The Amazing Spider-Man 2, il potere di Electro. È stata una grandissima soddisfazione, onore, piacere proprio far parte di una produzione internazionale, essere l'unica artista italiana e anche cimentarmi con una lingua diversa dalla mia, quindi appunto come cantautrice e compositrice è stato veramente divertente, sì. Perché Diventi? Perché Diventi è il progetto dei miei 20 anni, quindi volevo sottolineare il fatto che non sono più un adolescente, ma adesso ho 20 anni appunto. Diventi perché in Diventi c'è il verbo diventare e quindi vuole sottolineare anche la crescita che sta avvenendo in me, che è avvenuta e che avverrà. E poi perché c'è questo solido che è l'icosaedro, che è una figura sfaccettature di me. A proposito di Diventi, c'è anche un altro brano all'interno di quest'album che a me è piaciuto tantissimo. Chissà, magari sarà anche il prossimo singolo, non lo sappiamo, chissà. Nessuno lo sa. Ecco, non lo sapremo mai, però qualora fosse il nuovo singolo, io ho indovinato. Ecco. Il titolo è Divento, che è anche la prima traccia dell'album. Esatto. Sì, è un brano che ho scritto io, è una canzone che appunto riprende il titolo del disco e vuole essere un manifesto dei miei 20 anni, una volontà proprio di essere liberi, abbandonarsi appunto, come per citare il testo, la voglia di navigare senza le vele e senza nostalgie, quindi proprio questa volontà di viaggiare senza sapere la meta, perché non mi è dato saperla e non la voglio sapere, ecco, anche perché sapere poi troppe cose, poi non ci si gusta più quello che arriva, quindi esatto. È giusto così, sono d'accordo. Francesca Michelin, ascoltiamo Divento e poi torniamo per i saluti con Francesca Michelin, che ringrazio per essere stata qui con me. Grazie infinite. Torniamo tra poco. Divento. Ecco, io già lo canto. Non voglio tempo. Io già ce l'ho in testa, Francesca. Bene, questo brano. fantastico. Divento, mi piace. Ecco, grazie. L'ho detto in diretta, l'ho detto anche fuori diretta, l'ho detto anche prima, insomma. Benissimo, grazie. Ci piace. Mi fa piacere sapere anche appunto quali sono i pezzi preferiti. No, mi interessa proprio, quindi grazie. E sicuramente piace anche ai nostri ascoltatori, anche perché tu, Francesca, sei richiestissima in radio da noi, quindi addirittura sono bene, molto grazie. contenta di averti avuta ospite. Volevo chiederti, avevo ascoltato durante una tua intervista tempo fa, so che c'è un posto dove tu sei andata quando ti hanno comunicato che hai vinto X Factor, cioè una collina dove sei buttata in questa collina praticamente, esatto, sì. E hai un attimino realizzato ciò che ti era successo. Sei più tornata in questa collina? Sì, io su questa collina? ho deciso appositamente di non andare a vivere a Milano per poter essere sempre a contatto con questa collina che è dietro casa mia, e da là si contempla un po' tutta Bassano del Grappa, che è la mia città natale, e io là mi ispiro, scrivo, mi porto la chitarra, cioè mi piace proprio stare là, proprio a contatto con la natura. Infatti la natura, gli elementi naturali sono tanto presenti anche in questo disco. Quindi la tua passione è nata col pianoforte, però suoni anche la chitarra? Sì, io sono varie polistrumentista. cose. Sì, esatto. Ma lo strumento che più ti appartiene immagino sia il pianoforte? Sì, il pianoforte e il basso in realtà, perché sono un po' due lati di me. Cioè a me piace il pianoforte perché è il lato più, diciamo, intimo, intimista che mi appartiene, mentre il basso è il lato un po' più rock e un po' la mi hai detto una cosa molto carina fuori diretta, che quest'album è un featuring praticamente con te stessa. Esatto, è proprio un raccontarmi e un comunicare con gli altri, ma anche con me stessa durante tutte le tracce del disco, perché ho cercato veramente di leggermi dentro e che spero di esserci riuscita e che questa cosa arrivi a tante persone. Quale sarà il prossimo step? Beh, guarda, adesso mi sto proprio godendo l'uscita di questo album, perché sono stati 3 anni di gestazione dal primo, che è Riflessi di me, e quindi niente, io adesso sono appunto in promozione, oggi Catania, domani Palermo, quindi insomma mi godo la Sicilia e adesso dopo si vedrà insomma cosa succede. Io saluto Chiara intanto e saluto chiaramente tutti coloro che collaborano con Francesca Michelin, saluto chiaramente i nostri amici in ascolto, ringrazio Francesca Michelin per essere stata con me. Grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno seguito.
molto, grazie. Un grandissimo in bocca al lupo. Viva il lupo. Ecco, viva questo lupo, diciamolo che poi insomma questo perché deve crepare questo lupo? Viva il lupo, viva il poveretto. lupo. E detto questo vi lasciamo. Francesca è polistrumentista, suona, canta, cantautrice, ha fatto X Factor, ha fatto un duetto con Chiara Civello a Sanremo, ha fatto colonne sonore di film, ha fatto featuring, ha fatto cose con Fedez, ha fatto insomma di tutto di più. Sì. Adesso mi fa anche da speaker. Va bene. Perché? Aiuto. Perché la canzone, il singolo che in questo momento sta spopolando di Francesca Michelin, che è Lontano, che abbiamo ascoltato all'inizio del nostro appuntamento, Sì. adesso lo annunci te. Va bene, ok. Va bene? Io sono Paola 4, vi saluto, vi do appuntamento a domani mattina, vi lascio con la nuova speaker Francesca Michelin. Grazie Francesca. Questo è il nuovo singolo di Viventi, Lontano. Ciao a tutti. Io sento